Bella raga, ciao a tutti nel comandone veneziano. Allora raga, oggi voglio un attimo spiegare una cosa. Ho visto sugli ultimi video di FIFA soprattutto dei commenti, peraltro giusti, sul fatto che purtroppo insomma, sto rispondendo un po' meno sul canale e magari sulla serie di FIFA diciamo non ho reso partecipi voi come al solito. Allora ragazzi, c'è da dire due o tre cosette. Tanto avete ragione, purtroppo adesso poi col discorso di Google più così, tipo, io non capisco perché, forse sarà un mio vaneggio, ma tipo ogni tot di giorni devo riaccedere, io ho una password, come si dice, che non la so a memoria, quindi è sempre una rottura di coglione della riaccedere, non accedi, quindi magari tante volte rispondo su Facebook. Comunque ragazzi, ho letto un po' di messaggi che non leggo i commenti o i consigli, io veramente, lo sapete, li leggo tutti e ho ascoltato la maggior parte dei consigli perché basta vedere col Borussia Dortmund come era presa la squadra e tutto quanto. Certo ragazzi non è sempre possibile, cioè io come avete visto anche dal canale che ho 1087 video, a me piace fare tanti video e tanti giochi per dare una scelta e una varietà incredibile, nel senso, boh, so che a due, tre, a tanti non piace il calcio, il wrestling, cerco di fare anche qualcosa con automobilismo, qualche volta vaneggi su COD o altre robe, per cercare di accontentare un po' tutti. Però chiaramente io, cioè, adesso che lavorando in maniera importante, per me è ancora più difficile, cioè, riesco a fare due video al giorno perché comunque me ne preparo anche tanti durante il weekend, cioè, o di sera tardi, perché comunque ho voglia di registrare, però è chiaro che dopo non è facile magari leggere, cioè, ascoltare tutti i consigli, rispondere ai commenti. Io ce la metto tutta ragazzi perché come sapete cioè, per me questo è un divertimento, però proprio perché è anche un divertimento non devi avere la pressione diciamo, cioè eh, dopo io so che chiaramente ci sono persone che magari non lavorano e quindi chiaramente hanno magari più tempo da dedicare a questa cosa e quindi magari fanno le cose anche migliori, magari fanno anche video con una qualità migliore, con un montaggio più da pro, tutto quanto. Io cerco di ottimizzare il tempo al massimo e di fare insomma cioè, il meglio possibile con il tempo e le risorse che ho, ecco. Quindi chiaramente cioè, i vostri commenti tutti li leggo veramente, cioè da quello più meraviglioso, più buono a quello più magari polemico e tutto quanto, cioè sia su Facebook che sul tubo, che anche la mia pagina, cioè anche sulla mia pagina di Facebook, quella diciamo privata, dove comunque io accetto sempre tutti ragazzi, lo sapete. E tutto quanto. E sul discorso PSV, ecco, diciamo non ho come si dice, non ho chiesto il vostro parere semplicemente perché ero proprio in merda, nel senso non sapevo cosa fare, non sapevo con che squadra andare. Ho detto proviamo il PSV che è una squadra che in Olanda è gloriosa ma non vince da un po', proviamo a riportarla in alto, ma ragazzi, cioè, visto che voglio fare almeno 2 anni al PSV, vediamo insomma adesso col mercato di gennaio e di luglio. Vediamo di sistemare un po' la squadra che fa abbastanza cagare, lo riconosco, ma fioi, cioè, non possiamo sempre avere squadre forti, sono anche facili da vincere, poi come col Borussia mi rompo i coglioni, dopo 2 anni che ho vinto tutto, non avevo più stimoli. Io ragazzi come sempre vi ringrazio del supporto comendiano, sono proprio contento, cioè alla fine diciamo che questo era il mio obiettivo, l'ho raggiunto, nel senso avere comunque un po' di iscritti, gente che ti segue, comunque ti apprezza insomma quello che fai. Quindi sono sincero, non è che ho la desiderio di 100.000 iscritti, no, cioè questo secondo me è lo step giusto, nel senso i tuoi 15.000 barra 20.000 che insomma oscillare tra i 15.000 e i 25.000 secondo me, massimo 30 secondo me è la, mm, è il numero giusto di iscritti, ecco, io la penso così, cioè più iscritti dopo diventa, secondo me, tanto sono talmente tanti che dopo veramente non ti ricordi più neanche quanti sono, cioè nel senso con chi stai parlando e che non stai parlando, mentre io comunque su Facebook ho parecchi ragazzi che mi sento e me li ricordo bene perché comunque siamo, tra virgolette, in pochi e quindi è anche più facile. E poi perché comunque c'è... cioè non è tanto il numero di iscritti che fa un canale, non è neanche... Cioè secondo me le cose più importanti per un canale sono in primis i tuoi iscritti, cioè come sono, cosa seguono e come ti seguono. Poi chiaramente anche lo youtubers un po'
conta, perché chiaramente conta anche quello. E poi, boh, io non so, io per esempio seguo molti più canali con pochi iscritti, tra virgolette, rispetto ai canali con tantissimi iscritti, ecco. Cioè, quindi non è secondo me quello che fa la... Infatti per quello che tanti ragazzi mi scrivono, voglio arrivare a tanti iscritti come te, così no, puoi fare anche 200 iscritti, ma se sono 200 iscritti che ti seguono e apprezzano quello che fai va benissimo. Poi ripeto, siamo sempre nel stesso discorso, sarò anche noioso, ma mi batto tanto su sta cosa, che YouTube non deve essere un lavoro, cioè non esiste al mondo che YouTube è un lavoro, cioè YouTube è una passione che al massimo ti dà la possibilità di avere qualche soldino per investirlo chiaramente sul canale, quindi con giochini nuovi o videocamera, le cuffie, ma basta. Cioè, secondo me una persona si deve realizzare in altri settori. Adesso non voglio fare il cumendone noioso o il classico cumenda, però è così, ragazzi. Questa può essere anche, tra virgolette, una moda che poi passa. La cosa fa? Uno investe, io voglio fare youtubers, voglio prendere soldi registrando, poi magari fra 3 anni sparisce tutto, cosa fa? Cioè, io questo è un consiglio che vi do da amico, da zio Cumenda, da quello che volete. Cioè, però... secondo me, non dico che sia sbagliato, perché io non sono nessuno per dire che una cosa è giusta o sbagliata. Però bisogna stare attenti, perché le cose fanno presto a passare, soprattutto cose così. Tu ti devi consolidare nella vita con un bel lavoro, anche se non è facile, lo riconosco, come sappiamo la crisi è così, però se una buona volontà può cominciare anche da lavori del cazzo per poi far carriera. L'importante è avere veramente, impegnarsi. E niente, ragazzi, è chiaro che c'è la medaglia, che dopo magari ti trovi tanti commenti e non riesci a rispondere a tutti perché magari arrivi a casa tardi, sei stanco e fai fatica a metterti sul PC. Ecco, però secondo me il compromesso tra lavoro e canale che ho trovato io, secondo me è positivo, perché mi diverto come un pazzo, cazzeggio alla grande a vaneggiare con voi, a sparare minchiate e a portare a casa che risultati, perché fiori, qua tra PS, FIFA, Formula 1 e MotoGP sono campione del mondo in ogni sport, veramente fra un po' diventerò presidente del CONI. E quindi, ragazzi, io ve lo dico, tanto voglio sistemare sta cosa di Google più, che mi dice sempre non posso scrivere, devo accedere, quando in realtà sono già online. Però io veramente leggo tutti i commenti, li apprezzo tantissimo, e apprezzo anche i consigli che mi date, anzi col PSV adesso aspetto veramente nuovi consigli, perché sono abbastanza preoccupato. La squadra non mi piace, nel senso è una squadra giovane, ma a livello campione e tutto quanto sicuramente non è facile, ecco, almeno per me che non sono un pro è sicuramente dura. Ma buon, ragazzi, dopo questo video cazzeggio rompipale, che io questi video qua neanche li apprezzo tanto, nel senso è sempre bello giocare, commentare così, può risultare anche noioso, però insomma spero di aver spiegato bene la situazione dei commenti e tutto, e di aver ribadito ancora una volta il discorso di YouTube, visto che in tanti anche mi scrivono come si fa a lavorare con YouTube. Raga, non è un lavoro, ma è una passione. Quindi, ok, questo messaggio, almeno da parte del Cumendone, è abbastanza chiaro. Ragazzi, io vi ringrazio, vediamo quanto siamo andati di iscritti, perché sono veramente tanti, sono anche troppi forse, nel senso, veramente... Guarda, 14.691, veramente... fenomeni. I cumendiani pazzi che hanno solo una cosa in testa, e lo sapete, ragazzi, sicuramente non sono i videogiochi, ma è una cosa che a noi sta molto a cuore. Tori qua vi saluta, qua con me, è già pronta, insomma, e niente, raga, saluto dal Cumendone veneziano, grazie. Qua è carnevale, se volete venire a Venezia in questo periodo è fantastica, perché c'è il carnevale, ci si diverte, e niente, raga, un saluto dal Cumendone veneziano, ciao! Cumenda veneziano, lo youtubers italiano. Cumenda veneziano, lo youtubers italiano.